Buonasera al pubblico di questo straordinario teatro a Vittorio Veneto. Protagonisti questa sera i finalisti di questa nona edizione del Festival Voci Nuove. Vittorio Veneto ancora una volta protagonista, sì, ma con la musica con la M maiuscola decisamente. Sia per quanto riguarda i giovanissimi e anche i meno giovani. Vi ricordo che questa sera i finalisti per la categoria giovanissimi sono 6 e poi avremo 12 finalisti invece per la categoria meno giovani, che è piaciuta talmente tanto che è arrivata addirittura in scaletta, voglio dirti il Adesso non si chiamano più adulti ma sono meno giovani. Benissimo, saranno felici. Avete visto alle nostre spalle le immagini che hanno raccontato delle edizioni precedenti del festival, quella dell'anno scorso, quella che è stata ripresa da Orve Pubblicità e da Promo Eventi, ai quali tributerei un applauso decisamente perché a loro resta il si merito. deve all'organizzazione di questo festival. Un festival nato nel 1989, poi sopito per un bel po' di anni e, come dicevo poco fa, l'anno scorso Promo Eventi ed Orve Pubblicità hanno ripreso la direzione artistica di questo festival. L'anno scorso è partita molto bene, quest'anno decisamente ancora meglio perché molte sono state le richieste al punto che abbiamo dovuto allungare anche una serata per farli esibire Una tutti. serata in più rispetto all'anno scorso, ci sono state soprattutto i gruppi, diciamo l'inserimento dei gruppi che è stata una bella novità e ha dato una sferzata veramente di musica alla grande. Decisamente, assieme ai gruppi anche la novità dei brani inediti Della quest'anno. canzone inedita e diciamo che la partecipazione è stata superiore alle previsioni, quindi speriamo che per il prossimo anno di sentire qualcosa di originale, ancora di più da questi ragazzi? Decisamente. Quindi questa sera, oltre al vincitore della categoria meno giovane e della categoria giovani, avremo anche il premio della critica e appunto anche un premio che riguarda un riconoscimento l'inedito. che riguarda proprio la canzone inedita. I premi saranno ancora una volta realizzati dal maestro orafo Ino Ciciliot di In Oro Gioielli di Vittorio Veneto, quindi ancora una volta impreziosito questo concorso decisamente più che mai quest'anno. Partiamo subito, dicevo poco fa. Entriamo nel vivo della gara, questa è la frase, 6 finalisti per quanto riguarda la categoria giovani o junior, come tu hai amato definirli. Iniziamo questa sera con Giada Beninca, prima finalista della categoria giovani. Eccola qua. Battuta veloce per conoscere la nostra Giada. Vieni Giada, adesso c'è anche il nostro assistente di palco che arriva, dobbiamo fare la nostra conoscenza, noi l'abbiamo già fatto ma c'è il pubblico che ti deve conoscere, quindi quanti anni hai, da dove arrivi, cosa hai fatto in questi giorni, tutto ci deve raccontare in 3 secondi 3. Ok, allora mi chiamo Giada, vengo da Valdobbiadene, ho 17 anni. La canzone che tu hai portato l'altra sera è la stessa che presenti questa sera, giusto? Di cosa si tratta? È Swan di Elisa. Devo dire che abbiamo avuto modo di notare anche le altre serate. Tutte canzoni facilissime, Arianna, vero? Sì, scelgono proprio delle cose facili queste ragazze e questi ragazzi. Comunque benissimo. è bello questo. Partiamo allora, pronta a rompere il ghiaccio la nostra Giada Beninca. Swan, Elisa. Dropping in your coat like it's a magic blanket.
Grazie. Giada Beninca ha aperto la nostra serata, come abbiamo già detto nelle serate precedenti. Doppio applauso perché chi rompe il ghiaccio si merita il doppio applauso. Ciao Giada. Corriamo velocissimi, seconda finalista per la categoria giovani è Beatrice Zamuner. Eccola qui, ciao Beatrice. Hai cantato la prima, la seconda o la terza sera? Perché ormai ho dato i numeri in queste sere. La prima sera. La prima sera, adesso com'è? Abbiamo stemperato un po'? Sì, tanto. La canzone che ci presenti questa sera di Cristina Aguilera, giusto, no? Completiamo la presentazione per la giuria, diciamo anche quanti anni hai e da dove arrivi, perché annotano tutto loro, Da Oderzo e quasi 16 anni. Quasi 16 anni, ma vi assicuro una padronanza del palco che è unica. Non ascoltate quello che dico, giurati, tanto lo sapete, io amo sbizzarrirmi un po' con i nostri protagonisti, giusto per metterli a loro agio. A volte invece faccio peggio, ma che volete? L'importante è che ci sia a trionfare la musica, che com'è nello slogan di questa manifestazione, deve dare emozione. Come la voce della nostra Beatrice Zamuner. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I'm walking away. If only I knew what I know today. I would tell you evils, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive all your mistakes. There's nothing I wanna do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I'm just gonna do. And I love myself by hurting you. Some days I feel broken inside, but I wanna meet. Sometimes I just want to hide, 'cause it's you I miss. You know, it's so hard to say goodbye when it comes to this. But to tell me I was wrong, but to help me understand how you're looking down upon me, how you're proud of who I am. There's nothing I wanna do to have just one more chance to look into your eyes. I see you looking back. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I'm just gonna do. And I've had myself. Oh, if I had just one more day, I would tell you how much that I miss you. You've been away. Oh, everything you love is all in life.
Grazie anche a Beatrice Zavuner. Grazie. E introduco il prossimo cantante, che è Michele Gottardi. Sempre categoria giovanissimi. Una parolina la facciamo io e te, per quelli che non c'erano, ma sicuramente c'erano a sentirti. Tu hai 16 anni. E soprattutto la scelta del suo repertorio, che è incredibile per uno che ha 16 anni, perché lui da piccolo, e quindi già 5-6 anni fa ha cominciato a studiare, e ha scelto il repertorio lirico, quindi è una scelta coraggiosissima e soprattutto incredibile per un ragazzo così giovane. Ma vogliamo dire una cosa interessante sulla tua canzone, perché tu presenti un pezzo dalle nozze di Figaro che si intitola Farfallone amoroso, non du 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 da da da, intendiamoci. Che però la cosa interessante è questa, e voglio farvela dire da lui, perché è un orgoglio secondo me per Vittorio Veneto. Dillo pure tu. Questo brano è tratto da un'opera di Mozart, che sono Le nozze di Figaro, scritta da Lorenzo da Ponte, che penso sia una persona illustre di Vittorio Veneto. Vi lascio alla voce di Michele Gottardi. Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Delle belle turbando e riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quelle cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Delle belle turbando e riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Tra guerrieri può far bacco, gran mustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le navi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Non più andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Delle belle turbando e riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria
gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. La voce di Michele Gottardi. E li chiamano giovani, eh? Allora, ci vediamo per la classifica conclusiva. Michele, complimenti. Adesso facciamo un piccolo break per quanto riguarda questa prima parte di gara e voglio ringraziare a nome di Orve Pubblicità e di Promo Eventi tutti i partner che avete visto scorrere nel nostro grande display prima dell'inizio della nostra serata, in primis naturalmente la città di Vittorio Veneto e la provincia di Treviso, e poi tutti quei partner che hanno sostenuto la campagna pubblicitaria. E a proposito di video che scorrono alle nostre spalle, voglio ringraziare la regia sapiente più che mai di Edoardo Fainello, che è lì a metà sala più o meno, che ieri sera abbiamo avuto il piacere di sentire in un tributo straordinario che ha fatto per il nostro pubblico. In queste serate, lui stesso l'ha detto, si è divertito, e sottolineo il suo divertimento, il suo piacere nell'occuparsi della regia, del coordinamento audio e video appunto di questa nostra manifestazione, dove sì scorrono le immagini dei nostri protagonisti, ma anche dei supporti video a contributo della canzone che state ascoltando. E a proposito di regia, dietro le quinte ce n'è un'altra di importante, che è quella di Miranda Arnosti, alla quale tributiamo un applauso. Altra novità di questa edizione 2012 del Festival Voci Nuove a Vittorio Veneto è il tributo che abbiamo fatto nel corso di queste nostre serate ai musical. Ogni sera c'era un tema, siamo passati dai Queen, ieri sera abbiamo fatto Here e poi la prima serata Sister Act. Stasera abbiamo un tributo a un musical straordinario che è Notre Dame de Paris, una cosa che credo abbia battuto tutti i record di incassi, perché da 10 anni e più è ancora sulla scena, e noi stasera siamo particolarmente orgogliosi di rendere, a modo nostro, un piccolo contributo a questo grande successo ideato da Riccardo Cocciante e una grande nutrita schiera di artisti. E per fare questo avremo bisogno di un corpo di ballo che adesso viene qui, e di una grande voce naturalmente, ma il corpo di ballo adesso viene qui un po' per scaldarsi i muscoli, come si dice in questi casi, ma soprattutto per presentarsi al pubblico del Teatro da Ponte. È la compagnia Danza Conegliano, che appartiene alla Dance City di Conegliano appunto, diretta da Marica Derton, per scaldare l'ambiente, per scaldare l'atmosfera su questa coreografia che loro hanno intitolato Meccanismi. Both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene. From ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of these two foes, a pair of star-crossed lovers take their life.
I giusti applausi per la scuola di ballo, anzi, Dance City di Marika Derton. E torniamo nel vivo della gara con Beatrice Cardin, categoria giovanissimi ancora. Eccola qua. La sua apparizione al festival è recentissima perché è arrivata proprio ieri sera. Non vuoi dire neanche due parole? Ce la fai? Sì. Le solite cose, dai. Diciamo quanti anni hai? 14. Perché ci sono dei giurati nuovi, sai, questa sera, e quindi non tutti ti conoscono già. Capito. E vengo da Venezia, ho 14 anni e... Com'è andata ieri? Bene, è andata bene, sì. È andata bene perché sei passata. Allora, vuoi dire tu la canzone che canti? È una canzone di una cantante adesso gettonatissima proprio, che è Adele. Sì, canto Chase and Payments di Adele. Beatrice Cardin. I've made up my mind, no need to think it over. If I'm wrong, I am right. No need to look no further, this in love. And I know this is love. But if I'll turn the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you. And that's exactly what I need to do if I in love with you. Should I give up or should I just get
Grazie. La voce di Beatrice Cardin, altra finalista da Venezia. Complimenti, ci vediamo dopo per la classifica conclusiva naturalmente. E adesso corriamo velocissimi verso la prossima protagonista. Lei è Jessica Della Colletta. Eccola qua, sorridente più che mai. Ciao Jessica, ben ritrovata. Tu arrivi da? Refrontolo. Che c'è? Che c'è? Oh, là, via. Diciamo subito ai nostri giurati agguerriti, vogliono sapere quanti anni hai. 16. Allora, vediamo un po', una canzone dal repertorio di Anna Oxa, dal titolo Hai tutto un attimo. Lo abbiamo già fatto un sacco di volte in queste serate, però a te non l'ho mai chiesto. Per te questa canzone? Perché? Perché è una cantante molto brava, la canzone mi dà molta energia, è una canzone che mi piace e poi è la cantante preferita di mio papà e allora... Dov'è il papà? non lo so, qua in mezzo. È qui il papà, si faccia sentire. Sono qua. Eccolo lassù, con tanto di telecamera a bordo. Bene, allora non solo per il papà ma per tutto il pubblico del teatro stasera, l'interpretazione di Jessica di È tutto un attimo. E mi sveglio tardi nei motel, sbadiglio sopra un cappuccino e pago il conto al mio destino. È tutto un attimo, più che firmo il nome come viene. Dormo spesso accanto al finestrino, mi trucco il viso che ho deciso e vivo un tempo più vicino. È tutto un attimo. Questa qua che è un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Voi, solo voi. Solo nei momenti miei immaginando anche un bambino, chiedo il resto al mio destino. È tutto un attimo. La mia vita è questa qua, che un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Io vivo in mezzo tra due cuori, io vivo dentro, vivo fuori, è tutto un attimo. Voi, solo voi.
Anna Ox, è tutto un attimo con Jessica Della Colletta. Grazie. E adesso tocca a un gruppo, gli ultimi per la categoria giovanissimi, sono i Reverse, che avranno ovviamente bisogno di qualche spostamento, ma voi potete già entrare, sistemarvi i vostri strumenti. Il cantante è libero? Posso intervistarlo? Oppure deve sistemare la chitarra? Chi è il cantante di voi? Eccolo lì. Sono un po' impegnati, ma giustamente sanno che i tempi stringono. Allora intanto mi avvicino a te, mentre stai attaccando qualche cavo. I vostri nomi intanto? Giacomo Braido alla chitarra, Carlo Schramm alla chitarra, Marco Colussi al basso e Matteo D'Afrea alla batteria. E io Andrea Darcier. Andrea è il cantante. Allora l'età media vostra, facciamo una media, Avete già fatto i calcoli? 16-15 anni. Tra i 15 e i 16 l'età media, portano un brano dei Red Hot Chili Pepper, The Adventures of Rain Dance. Allora ricordiamo anche che questa sera avremo una gradita ospite che è la vincitrice del festival dell'anno scorso, Angelica Ambrosi, per cui Angelica ti aspettiamo qua su questo palco, ma soprattutto dietro le quinte prima. Ciao a voi, i Reverse. Like someone told me they wanted to unplug me. No one here is on trial. It just I turn around and we go. Oh, and we go. Oh, 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 oh. Tick tock, I want to rock you like the 80s. Cock blocking isn't allowed. Bullshit rappresenta memorabilia. Who say raise a crowd? We're bad to getting on the go. Hey now, we gotta make it rain somehow. She tell me to and show me what to do. Oh, Maggie makes it in her blouse. I say hey. Gotta make it rain somehow. She tell me to and show me what to do. Oh, Maggie makes it in her blouse. Rain dance, Maggie advances to the final. Who knew that she had the goods? Little did I know her body was warm, delicious vinyl to your neck of the woods. I want to lick a little bit. Hey now, we gotta make it rain somehow. She tell me to and show me what to do. Oh, Maggie makes it in her blouse. You got the wrong girl.
on, girl. Hey, now we gotta make it rain somehow. She'll tell me to and show me what to do. Oh, Maggie makes it in her plow. I said, hey, now I wanna rock this riding crowd. She tell me to and show me what to do. She know got to make it loud. But not for long, girl. It's in the song, girl. 'Cause I'll be gone, bye, 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 yeah. Bye, 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 girl. E caposin, bam, 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 barabari, bum, bam, 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 girl, bam, bam, girl, bam, bam. Grazie. I Reverse. E con questi amici, Vittorio e zone limitrofe qui racchiusi in questa formazione musicale, si chiude la sezione di gara per quanto riguarda i giovani. Adesso i giurati hanno modo di rilassarsi un po' perché c'è tempo per ascoltare la prossima fase della nostra gara e come già anticipato la nostra Arianna, quest'anno abbiamo il piacere di avere qui su questo palco colei che ha trionfato lo scorso anno. Devo dire che indubbiamente non è cambiato nulla nella sua vita, ma certamente noi siamo felici che sia qui con noi Angelica Ambrosi. Possiamo salutarci? Dico, Angelica, non è cambiato nulla nel senso che tu hai mantenuto i piedi per terra. Già, sì. Belli solidi. Anche adesso. Sì, sì. E però quest'anno è stato innanzitutto molto divertente perché per quanto ci riguarda ci siamo incontrati un sacco di volte in occasione di Bella di Marca, hai fatto molte date ma so che hai fatto anche molte altre serate per conto tuo, insomma la gloria c'è. Sì, c'è. Mi hanno riconosciuto per strada, quindi è stata una cosa emozionante, dai. Ti hanno chiesto che dei soldi, no? No, mi si è girato solo e mi fa Angelica, sì, salutato e via, insomma, carino. È così, lei è così, è così, è così, è pura, è bella, è semplice. Da Ancona è salita fin su in quel di Belluno per occuparsi di qualcosa di importante invece. Sì. Nella vita di tutti i giorni canta, ve lo assicuro, canta anche mentre lavora e quando lavora, cioè non è che fa proprio un lavoro qualsiasi, insomma, no? No, faccio l'infermiera. Oggi sì, chiedo scusa in anticipo qualsiasi cosa succeda perché sono tipo la terza sveglia alle 5 di fila, quindi sono un tantino... Cos'è successo in queste mattine? È nato qualcuno? Tanti. Quanti? No, tanti. Oggi 3, credo 4 nel pomeriggio. Mi dica Angelica, perché la cosa mi interessa, di che natura erano i bimbi? Maschi o femmine? Sì. Ma è misto, secondo me è un momento più femmine di maschi, più femmine che maschi. Ma si ribilancerà, magari a febbraio ribilanciamo, torniamo. Mi faccia sapere Angelica, mi faccia sapere. Bene, allora, ho visto dalla scaletta che fai questa canzone che a me piace tanto, quest'estate l'ha portata in lungo e in largo, dicevo appunto proprio in occasione di Bella di Marca, che proprio fa uscire tutto quello che c'è dentro in lei, questo corpo minuto. Improvvisamente si trasforma e qui adesso avrete l'occasione di sentire una voce straordinaria, quella di Angelica.
Non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cuore aspetta te adagio. Le notti senza pelle, i sogni senza stelle, immagini del tuo viso che passano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò adagio. Chiudo gli occhi e vedo te, trovo il cammino che mi porta via dall'agonia. Sento battere in me questa musica che ho inventato per te. Se sai come trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente. Il sole mi sembra spento, accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei, quello che vorrei vivere in Il sole mi sembra spento, no, 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 abbracciami con la mente, smarrita senza di te, dimmi chi sei e ci crederò. Musica Grazie. Grazie, grazie. Cosa dici Claudio? Questi sono i risultati del Festival di Vittorio Veneto dell'anno scorso. Poi sono le arie di Belluno anche, no? Vedi? può essere. Sono le arie di Belluno. Angelica Ambrosi, è brava sì o no? Ritornerà poi per un altro brano? Ritorni, vero? Ha detto Fantastica. certo. Grazie Angelica. Ho detto che la giuria nel frattempo poteva un po' rilassarsi, insomma, poteva riposarsi un po'. Secondo me non si sono rilassati, ad ascoltare lei non si sono rilassati tanto. Che si fa adesso? Si riparte con la seconda categoria, allora quella Ripartiamo, più diamo cresciuta. un po', proprio un più po' di cresciuta. importanza alla categoria, quella dei meno giovani, come piace dire a te. Allora Chi arriva? ricominciamo. Ashley Jane. Un nome, tutto un programma. Eccola qui, l'applauso del nostro pubblico. Buonasera.
Non chiediamo più gli anni adesso, vero? Però da dove arrivano sì. Da dove Sì. arriva? Sono di Belluno, Ponte nelle Alpi. Ho detto nelle serate precedenti, scusate se mi ripeto per coloro i quali c'erano già, che Egidio Barel dovrà portare in tour questo concorso. In perché quel di Belluno. buona parte dei partecipanti, devo dire, È arrivano vero, da quelle Belluno parti. e dintorni. Bene. Vuol dire che abbiamo bisogno di queste forze, vero Egidio? Mi guarda come per dire, dai, avanti che l'età. Allora, Sì, cioè, ma ti sta ascoltando oppure ti dice di fare in fretta? Glielo chiedo sempre a fine serata se mi ha ascoltato. Gli faccio 2 o 3 test per vedere se era presente e lui mi risponde. In base a quello io capisco. Scusateci, abbiamo divagato Continuiamo sul con tema. la nostra Ashley Jane, la stiamo confondendo un attimo. No, anzi, secondo me fa solo bene. Dei Lei- Queen questa canzone. Sì. Come mai? Perché sono un gruppo che mi piace moltissimo e reputo Freddie Mercury uno dei più grandi cantanti rock mai esistiti. Ma tu c'eri l'altra sera? Tu c'eri l'altra sera quando abbiamo fatto il tributo ai Queen? Purtroppo no. Aia, ti sei perso Ti una faremo cosa avere la meravigliosa. registrazione. Ero fuori provincia. Bene, ti faremo avere la La registrazione. canzone che canta è Too Much Love Will Kill You, troppo amore uccide. Lo sapevi? Lasciamo perdere, va, forza, su. Vieni che ti devo dire 2 o 3 cose sull'amore. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for months now. I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Oh, between the lover and the love you leave behind, you're headed for disaster, 'cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. I'm just a shadow of the man I used to be, and it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine, now all I ever do is bring you down. Oh, how would it be if you were standing in my shoes? Can't you see that it's impossible to choose? No, there's no making sense of it. Everywhere I go, I'm about to lose. Oh, yes, too much love will kill you. Justice is not at all. It'll trace the power that's in you, make you scream and bleed and grow. And the pain will make you crazy. You're the victim of your crime. Too much love will kill you every time.
Grazie. Ashley, Jane. Ma è un nome d'arte, vero? Lo possiamo dire il nome, vero? Sono Silvia Lozza. Applauso per Silvia allora. Bene, bene, adesso torniamo in gara con il prossimo gruppo musicale. Dicevo, questa è la novità 2012 del Festival Voci Nuove Vittorio Veneto. È il momento di Massimo Francescon Band. Eccoli qua. Sentiamo i supporter su. Massimo, buonasera. Lei non ha niente da fare perché deve cantare solo, no? Esatto. Ci possiamo dedicare a qualcosa di utile per il nostro pubblico, tipo conoscere la formazione musicale innanzitutto. Certo, allora, tieni tu il microfono, vero? Sì. Sabrina Pizzola al flauto traverso, abbiamo Paolo Pizzola al basso, Gerardo Pozzi alla batteria e Antonio Moretta alla chitarra. Questo è il connubio, gruppo musicale e inedito, quindi le due novità di quest'anno. Il pezzo l'hai scritto tu, possiamo già introdurlo così il pubblico inizia a capire di cosa stiamo trattando in questa canzone? Certo, allora Sognando la rivoluzione è il titolo della canzone e racconta un po' di quello che è successo durante il G8 di Genova, in particolar modo all'interno della scuola Diaz. Ecco. È un testo descrittivo che però cela un po' anche quello che è il mio punto di vista. E cioè che dopo tanta violenza buttata sulle manifestazioni, io spero che veramente ci si arrabbi un po' tutti quanti assieme e si esca anche un po' da questa paura indotta e demagogica, che si prenda in mano un po' il sentimento di cambiamento e ci si rialzi un attimo, perché il periodo è un po' quello che è, ma siamo noi che dobbiamo metterci il pepe. Allora noi rialziamoci ascoltando Sognando la rivoluzione, Massimo Francescon Band. Come una foglia era verde, come una foglia vibrava a fine quando il vento la soffiava, le cadeva via la brina. E come un fiore la si coglieva, dentro l'acqua si posava e per la sete si bagnava, chi pensava che appassiva e chi sapeva che finiva. Che una notte con la luna chiuse le luci della scuola, il silenzio si squarciò da quel lampo che l'ha uccisa. E come ogni notte da quella notte noi cantiamo una canzone, noi che non siamo più cresciuti aspettando la resurrezione. Il sangue ha un ideale, paga all'oste con la vita. Per noi codardi è tutto caro, ci infettiamo con una ferita. Noi che leggiamo tutto scritto d'anarchia e di terrore, ci incantiamo delle virtù e cancelliamo via il colore prima che ci correggano l'errore. Quella notte nella scuola avrei pianto dai miei occhi le bastonate dei gregari, del re del paese e dei balocchi. E come ogni notte da quella notte io vi canto una canzone a voi che più non dormite a ricordarci la rivoluzione.
Grazie. Grazie molto. Giustamente, andate a raccogliere tutti gli applausi. Massimo Francescon Band, grazie. E tocca adesso a una ragazza che ha deciso di presentarsi qui al festival in modo, diciamo, voglio dire coraggioso, perché suona il pianoforte e canta la sua canzone. Jessica! Facciamo due chiacchiere o vuoi essere sicura che sia tutto a posto lì? Cosa dici? È tutto a posto, sei sicura? Jessica, dici ovviamente da dove sei? Caneva. Gli anni li puoi dire? Si vede? Un quarto di secolo, 25. Fa un volume enorme dire un quarto di secolo. La canzone è una canzone di Joss Stone, Right to be Wrong. Diciamo, tu sei portata per questo genere? Lo spero perlomeno. Io dico, non sono portata, spero di emozionare e basta, mi serve quello nella vita. Perché queste canzoni emozionano te, quindi giustamente probabilmente arrivano anche agli altri, a quelli che ti stanno ascoltando. Speriamo. Grazie a te, siediti pure al pianoforte. Jessica con Right to be Wrong, Joss Stone. Gonna ride to be wrong. Mama says will make me strong. I'm stepping out into the green. I know I'm feeling wings, though I've never flown. I've got a mind of my own. I'm flesh and blood to the bone, nothing matters done. I'm gonna ride to be around. So just leave me alone. Gonna ride to be right. I've been hit our old song. I've got to break free so I can finally breathe. Gonna ride to be right. I've been hit our own song. I might be singing out of key, but it sure feels good to me. Gonna ride to be around. So just leave me alone. I'm gonna ride to be wrong. Mama sex will make me strong. I'm stepping out into the green. I know I'm feeling wings, though I've never flown. I'm gonna mind to be wrong. I'm
flesh and blood to the bone of the master. I'm gonna ride to be around. So just leave me alone. I'm gonna ride to be around. I will need a whole song. I might be singing out of key, but it should feel good to me. I'm gonna ride to be around. I will need a whole song. I might be singing out of key, but it should feel good to me. I'm gonna ride to be around. So just leave me. You're entitled to your opinion, but it's really my decision. I can turn back on mission. I can burn my vision. Let me be that I can be. Those more we negativity would have taught away from me. I'm gonna face the I'm gonna ride to be wrong. My mistakes will make me strong. I'm stepping out into the great unknown. I'm flashing wings, though I never fall. I'm gonna mind on my own. I'm flesh and blood to the bone, nothing makes strong. I'm gonna ride to be around. So just leave me alone. To me, ride to be around. I need a whole song. I might be singing out of key, but it should feel good to me. I'm gonna ride to be around. I need a whole song. I might be singing out of key, but it should feel good to me. I'm gonna ride to be around. So just leave me alone. Jessica, voce e piano questa sera. E torniamo ad un'altra formazione musicale, loro sono i Terno Secco. Eccoli qua, benvenuti, ben ritrovati. La formazione musicale che adesso si esibirà, con chi posso parlare? Con te? Matteo è l'unico che non fa nulla, a quanto pare. Benvenuti, ben ritrovati. Questo è il momento della prova del 9, come si dice in questi casi, finalissima per questa canzone che è un inedito, Matteo, giusto? Prima di parlare della canzone però vorrei avere il piacere di conoscere per il pubblico gli amici che suonano con te. Certo. Piacere e onore, vi presento Gianmarco al basso, Gianmarco Dazzi. Alberto Turchetto alla chitarra e alle seconde voci. Ma mi spieghi cos'è sta cosa? Questo è un accordatore.
Ah, tutto qua? Ma sì, basta. Sembrava un navigatore satellitare. Potrebbe anche essere, adesso Per vediamo. ritrovare il palco, chi lo sa. Sì, in effetti abbiamo avuto un po' di difficoltà. Senti, questa canzone è un inedito, giusto? Sì. Di cosa tratta? Ma è un inedito che parla un po' di orizzonte, per cui in qualche modo è una canzone che in un momento in cui le persone hanno necessità di tirarsi su... A chi lo chiedo? L'autore? Sì, vado all'autore, sì. Mi stavo tirando su, però... Mi metteva un po' di ansia, scusami Matteo, mi perdoni. Me la spiega un po' meglio sta canzone? No, sostanzialmente sì, è una sorta di dialogo tra persone che hanno l'orizzonte vicino, per cui era quasi meglio lui. E persone... Scusi, lei sa qualcosa di questa canzone? Ha preso la persona giusta. No, mi basterebbe la parte finale, perché l'inizio l'ho capito, non ho capito come va a finire. Va bene, facciamo così, date la vostra interpretazione, ascoltatela, chiedo umilmente scusa naturalmente all'autore. Dica Matteo. No, volevo solo dire... Secondo Matteo. Sì. No, allora fondamentalmente abbiamo deciso di partecipare con un inedito senza avere l'inedito e quindi l'abbiamo fatta praticamente 3 giorni fa. Abbiamo preso un testo di Gianmarco e l'abbiamo musicato, quindi questo è un po' il problema. Grazie. Sta bene, sì Matteo, sì, bene. Bene, io mi ritiro ed ascolto assieme a voi questa canzone inedita, non so se l'avete notato, che si intitola Fino a lì. Eccoci qui, perduti in mezzo a tutti i nostri sì, davanti a un pezzo dell'arcobaleno che non fa più ridere. Come lo sai, che stando a terra non si cade mai, che ad essere fermi non puoi farti male, neanche se lo vuoi. E allora stai qui, ad aspettare giorni splendidi, e a masticare il boccone amaro di un presente inutile. Ma capirai che stando a terra non si vola mai e che hai bisogno di un paio d'ali come tutti noi. Noi rimaniamo a sognare e a suonare se vuoi, suonare se vuoi. Tra la noia, il sorriso e il pianto, tra chi pensava di aver dato tanto e chi invece non voleva neanche uscire. E noi respiriamo l'anima nel fondo e poi nella buona e cattiva sorte ce la giochiamo a dadi con la morte e vinciamo, perdiamo, preghiamo, aspettiamo. Ancora qui, perduti in mezzo a tutti i nostri sì, con il senno di poi che adesso ci fa quasi ridere. E tu, e forse ora sai, che se non ti alzi non puoi vincere mai. Che con un paio d'ali possiamo davvero essere qui, tornare qui e sognare qui, fino al momento che abbiamo scritto dentro, fino a sentire quasi il vuoto accanto, fino a lì rimaniamo a sognare e a suonare se vuoi, suonare se vuoi. Tra la noia, il sorriso e il pianto, tra chi pensava di aver dato tanto e chi invece non voleva neanche uscire. E noi respiriamo l'anima
nel fondo e poi nella buona e cattiva sorte ce la giochiamo a dadi con la morte e vinciamo, perdiamo, preghiamo, aspettiamo. E noi respiriamo l'anima nel fondo e poi nella buona e cattiva sorte ce la giochiamo a dadi con la morte e vinciamo, perdiamo, preghiamo, aspettiamo. E fino a lì E anche i Terno Secco ricevono i loro applausi, la loro bella dose di applausi. Com'è stata l'esperienza con Claudio? facciamolo giudicare al pubblico. Meglio che non parliamo. Claudio, occhio. E adesso è tornata con noi, anzi torna con noi, Angelica Ambrosi. Il secondo brano della serata, scelta, mi ha già detto il titolo della canzone, ma vorrei che spiegasse lei di che cosa si tratta. Heaven, che ovviamente vuol dire paradiso. La cantante è Emily Sande, che è una ragazza, tra l'altro ho scoperto che è una dottoressa, comunque è scozzese, mia coetanea, però sembra parecchio più grande ed è veramente una voce bellissima. Comunque è diventata famosa adesso, poi non so se tutti proprio l'hanno mai sentita la canzone, però a me è piaciuta molto. Angelica Ambrosi, la vincitrice del Festival delle Voci Nuove di Vittorio Veneto della scorsa edizione con Heaven.
try but always break, 'cause the day always lasts so long. Then I'm gone, 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 then I'm gone. Grazie. Sì, Angelica Ambrosi. Grazie. Ma quanto brava è sta ragazza? Oh. Oh, quel che è vero, bisogna dirlo. Grazie. Ma tu spazi veramente da un genere all'altro con le tue scelte Mi musicali? piace tutto, poi dopo ogni tanto magari scopro qualcosa di nuovo e... Tipo, cosa hai fulmine. scoperto stamattina verso le 5:30? Alle 5:30 ho scoperto che non mi volevo alzare, ma mi è toccato lo stesso. È una bella scoperta, pensa che la faccio tutti i giorni io. È incredibile, davvero, giuro. Siamo in due allora. Sì, benissimo. Allora, un inno all'amicizia tra me e l'Angelica. Amici e amiche ne ha tantissime. Pensate che c'è un'amica che abita ad Ancona, che adesso studia a Milano, che questa sera è qui tra il pubblico per sentirla cantare e poi se ne ritorna a Milano. Questa Esatto. è amicizia, eh? Sì. Da quando eravamo alti così, quindi sì. Sembrava Maria un po' Chiara. tipo la pubblicità, vabbè. Prego? No, sembrava un po' una frase niente. Sembrava tipo una pubblicità. Ti sei capita? Sei capita, Angelica? sì. Io a volte stento, quindi chiedo sempre conferma. sì. Bene, salutiamo con un applauso la nostra Grazie. Angelica Ambrosi. Grazie. Riprendiamo la gara adesso, è il momento di Veronica Di Lillo. Eccola qui. Buonasera Veronica, ben ritrovata, come va? Tutto bene, grazie. Pronta per l'esibizione? Pronto. Noi ci siamo visti la prima sera o la seconda? Non ricordo. La prima sera, com'è andata? Bene, perché se siamo qui, lo so che è andata bene, ma dico, com'è andata in questi giorni? Bene, bene, bene. Tutto ok, perfetto, tranquilla, non vedevo l'ora di salire sul palco e... Ma è un inno positivo questo festival, i cantautori scrivono canzoni ottimiste, bisogna guardare avanti. Tu che stai... È meraviglioso questo festival, davvero. Canzone inedita, che narra di... Tu lo sai, vero? Certo, l'ho scritta io. E vai, ce la racconti? Così il pubblico si prepara? Ok, allora questa canzone parla del centro Crodi Aviano, che sarebbe un centro oncologico per persone con tumori. E appunto ho preso spunto da un libro che si chiama Non chiedermi come sto, ma dimmi cosa c'è fuori, in cui ci sono descritte delle esperienze, delle anche semplici frasi, dei testi di queste persone che sono appunto andate in questo centro. E E tu le hai prese e le hai messe in musica. Cioè, Ne hai fatto una tua interpretazione. Ho creato una storia, diciamo. E noi la vogliamo ascoltare, allora immagino anche il pubblico. Dimmi cosa c'è fuori, Veronica Di Lillo. Apro il regalo in parte me, lontano il ricordo della neve bianca, sola in questa stanza, svuotata della mia vita. Tra medicine e TV e amici che ormai non arrivano più. Sola in questa notte, svuotata di nuovi pensieri, fuggirei da questa realtà e andrò a vedere il mare.
dentro e fuori da me, dentro e fuori da te. Tra bianco e di grigio il mio Natale passerà, e chi ci sarà? Tu sarai qui con me, e al telefono non chiedermi come sto, ma dimmi cosa c'è fuori, dimmi cosa c'è fuori. Fuggirei da questa realtà e andrò a vedere il mare sulla pelle sole. Cercherei la felicità in gara con il vento che mi porti via di qua, dentro e fuori da me, dentro e fuori da te. Aspetto ed aspetto e non mi va nulla. Guardo dalla finestra, aspetto una persona che non verrà. Non ti credevo così, mia cara amica. E che ne sarà di me? Che ne sarà di noi? E arrivi tu, unico petalo rimasto con me. Grazie mille. Veronica, siccome hanno voglia di applaudirti, Veronica Di Lillo, dimmi cosa c'è fuori. E adesso guarda caso il prossimo concorrente arriva da Belluno, a caso proprio, con una canzone di Ricky Fantè e Ninisi, Simone Inguanta. Vuoi già prendere? No, sei lì, quindi possiamo fare due parole velocemente se vuoi. Prende il microfono, ha paura di perderlo? No, io so di che cosa hai paura. No, infatti l'ho tolto subito perché... Che facciano così col filo. Allora, anni. 23. Codice fiscale. Non te lo ricordi a memoria, eh? MGN, SMN 88 È e incredibile, 0757H. preciso Sì o questo no? ragazzo. Simone Inguanta, Ricky Fantè. Grazie a tutti. I woke up on the set in the middle of the night. I dreamed you were lying on my side. And I reach out to touch you in an empty space. It's been such a long time since I kissed your face. Oh, it ain't easy. It ain't easy. It ain't easy on your own.
La voce di Simone Inguanta. Vuoi fare due chiacchiere anche con me? Le hai già fatte con Arianna, scusi. No, dovevo dire una cosa invece del nostro Simone, che l'anno scorso si è particolarmente distinto perché ha avuto il premio della critica, quindi l'applauso è doppiamente meritato. Grazie Simone. A proposito di saluti e di ringraziamenti, questa sera abbiamo una diretta come sempre di Vive TV, voglio ringraziare per le riprese Fortunato Mattiazzo che le sta realizzando, e per quanto riguarda il servizio fotografico come sempre abbiamo con noi questa sera Manuel Bolgan che corre in lungo e in largo per il teatro ad immortalare i momenti più belli di questa nostra serata. La gara riprende con Alessia Tavian. Buonasera Alessia, ci rivediamo dopo la selezione che è stata fatta ieri sera, mi pare, non siamo vestiti qui. Brano inedito anche il tuo, di cosa racconta? Il titolo è Song About a Winding Road, che vuol dire canzone su una strada riguardo una strada tortuosa. Parla di una ragazza che dopo tanto tempo, che è abituata ad appoggiarsi alla gente, a fare affidamento sulle persone che ha accanto, decide che è ora di conoscere se stessa e imparare a farcela con le proprie gambe. Una domanda che vorrei farti, ma non credo sia fuori luogo. Perché hai scritto il testo in inglese? Ho scritto il testo in inglese perché è più semplice con la metrica incastrarlo con la melodia, con le note. E poi per un discorso, ma non di timidezza, forse di riservatezza, non so neanche come dirlo, è più comodo, ecco. È più comodo, diciamolo così. So che c'è un saluto da fare prima di iniziare la canzone. Sì, l'ho fatto ieri sera, lo ripeto e ripeto anche il ringraziamento a Stefano Maroelli che ha arrangiato questo brano. Benissimo, allora la voce di Alessia Tavian. The darkness and what I feel. I bet so many times swearing nameless. Do I know exactly who I am? I am always so confused. Can we bring back what we lose? Trying a little hard and I'm trying a little harder. Talking with myself and working on my progress. But every time I feel even the smallest back suddenly every good intention turns into a beat. Stop and take a breath.
Grazie. Facciamo raccogliere gli applausi anche ad Alessia Tavian. Grazie. E tocca adesso a un gruppo, i Dulcimer. Potete entrare, ragazzi, e intanto sistemarvi perché loro sono davvero numerosi. Quanti siete? 8 se non sbaglio, vero? 8 elementi. Eccoli qua. Chi è il cantante? Così riusciamo a fare 2 parole. Eccola qua. Vieni. Salve. Intanto magari il nome tuo. Francesca Rancan. Francesca, velocemente, magari senza il cognome, facciamo anche i nomi di tutti i ragazzi. Cosa dici? Ok, allora Eric, Lorenzo, Andrea, Marco, Daniele e Piero. Manca qualcuno? Troppi da ricordare. Allora, il pezzo è stato riarrangiato da voi in pratica, dalla mente musicale, vero? Del gruppo che invece è... Dov'è? È di là, vedi che si erano dimenticati di qualcuno, abbiamo perso un pezzo. E quindi l'arrangiatore è lui di questo brano dei Beatles, che è Eleanor Rigby. Voi siete pronti? La media degli anni l'abbiamo detta l'altra sera e qualcuno di voi mi ha risposto 20,3. Mi ricordavo bene? Se siete pronti, io vi ripresento i Dulcimer con Eleanor Rigby. In a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a job at the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sound that no one will hear. No one comes near. Look at him working, tied in his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried alone with her name. Nobody cared. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he rose from the grave. No one was saved. All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? I Dulcimer. L'applauso per questa formazione musicale. E complimenti ancora.
Allora, adesso facciamo una piccolissima pausa all'interno della gara perché abbiamo il piacere di avere un ospite, posso dire, straordinario senza ombra di dubbi. Un artista internazionale perché è entrato nel Guinness dei primati. È qui con noi questa sera Vanni Tonon. Ben ritrovato Vanni. Ho detto artista internazionale perché vieni pure, vieni. Fammi vedere cosa porti in mano. No, è per farvi vedere che è vero. Lui è dentro questo librone qui, È nel Guinness dei primati. Quanti amici ci sono? Tanti? Li vuoi salutare? Uno per uno? No. World Record. Tutti insieme. Dai, un saluto, ecco. World Record 2012, tu sei la chitarra più veloce che c'è. Ma forse penso ce ne siano anche i più veloci, però, del 2011. C'era solo lui. È modesto sto ragazzo, però io credo che un applauso lo abbiamo già fatto, lo facciamo subito così lo mettiamo a suo agio e sfatiamo subito il mito, facciamo capire di cosa si tratta a quelli che non hanno la fortuna già di conoscerti. Ci regali 2 canzoni, giusto? La prima della quale ci fa già capire qual è la tua arte, la tua bravura straordinaria. Diciamo, il primo è un inedito, una collaborazione con un mio ex professore di conservatorio, e un po' sul rock fusion, diciamo. Il secondo è un pezzo di Dream Theater, una cover, e l'ultima è una sorpresa un po'... Che non sveliamo. Sei pronto? Pronti anche voi? Per noi, Vanni Tonon.
I nostri complimenti li abbiamo già fatti oggi, ma adesso hai ricevuto veramente l'applauso di tutto il pubblico. Allora, c'è una cosa particolare che ci hai fatto sentire oggi pomeriggio, ma neanche un pezzettino della cosa dell'anno scorso, neanche un pezzettino piccolo. No. Allora, c'è questa tecnica particolare, si chiama il tapping polifonico. A febbraio di quest'anno sarai nominato artista del mese da un sito specializzato proprio per chitarristi che si chiama Two-Handed Player, appunto per questa tecnica particolare che adesso ci farai sentire. Vuoi già anticipare qualcosa o ce la vuoi proprio sentire, non so, spiegare un attimo forse per i non addetti ai lavori, cosa dici? Sì, è praticamente una tecnica particolare per chitarra e consiste nell'eseguire la melodia e l'armonia con un unico strumento, quindi la chitarra, e basta. E questa la funzione è praticamente quella di accompagnarsi e eseguire il tema, diciamo, del pezzo con un'unica chitarra, quindi un unico solista. Una specie di acrobazia? Sì, non so neanche perché sono qua. Un'acrobazia tecnica? È abbastanza tecnica, è rischioso dal vivo, però se non si rischia, dai. Non si rosica? Lui è un personaggio incredibile, talmente tanto bravo e così semplice, veramente, dei nostri, come si suol dire. Ti lascio il palcoscenico, sei già pronto? Straordinario Vanni Tonon. Io Posso darti sono la manina anch'io? Onorato. Anzi, un bacino io e te. Bravissimo. No, sto pensando che do di battaglia di fare un baffolo. Allora, torniamo alla gara? Torniamo alla gara con un personaggio che ti piace tantissimo. Prego? È un personaggio che ti piace tantissimo, quello che arriva adesso. Sì. Soprattutto per i capelli. Desirée Martinelli. No, mi scusi, l'ho detto perché sembrava quasi ci fossero dei sottintesi. Battuta veloce, Desirée, pezzo di Lisa Stansfield. Non ha mai detto quanti anni ha. Ma perché lei è già nella categoria quella che non 20 serve. anni.
È giovanissima, ci teneva a dirlo, hai capito? Non me l'avete mai chiesto. quindi- Non me l'avete, Mi lui scusi, non te l'ha mai Mi chiesto. scusi, glielo chieda per favore. Quanti anni ha Desiree? Ho 20 anni. Tutto questo è meraviglioso. Sono momenti che passeranno alla storia. Bene, pezzo di Lisa Stansfield che tanto ritmo ha dato l'altra sera e sono certo lo darà anche in questa occasione. È vero o no? Sì, cantare dopo il chitarrista più veloce del mondo è sempre... Ma non devi avere la stessa velocità, eh? Lei si esprima con la voce, noi e soprattutto la giuria So saprà prenderla con giudicare. più calma. Esatto. Benissimo. Desiree Martinelli. All around the world, Lisa Stansfield. Buonasera a tutti. I don't know where my baby is, but I find him somewhere, somehow. I've got to let me know I'ma take care. I never give up looking for my baby. Been around the world and I can find my baby. I don't know when, I don't know why. Why it's gone away and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him. We had a quarrel and I let myself go. I said so many things, things you didn't know, and I go oh so bad, and I don't think it's coming back. He gave the reasons he should go. I hear that thing he never said before, and he oh so sad, and I don't think it's coming back, coming back. I didn't do much lying, wasted too much time. Now I hear him crying. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him. So open ardent, he never did me wrong. I was the one, the weakest one of all, and now oh so sad. And I don't think it's coming back, coming back. I didn't do much lying, wasted too much time. Now I hear him crying. I've been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why it's gone away and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him. I'm going to I didn't do much lying, wasted too much time. Now I hear him crying. I've been around the world and I can find my baby. I don't know when, I don't know why. Why it's gone away and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him. Been around the world and La voce Grazie. di Desiree Martinelli con questo pezzo di Lisa Stansfield. Grazie. Salutiamo Andrea e Marco che sono i nostri tecnici audio.
E un grazie che facciamo a Moreno De Negri per il supporto tecnico a queste serate e a Monica Chies, collaboratrice. Adesso è il momento di Alex Martello, altro finalista a Vittorio Veneto questa sera. Ben ritrovato Alex, arriva da Belluno. Da Belluno, proprio. Chitarrista da un bel po' di anni, dicevamo dietro le quinte. Chitarrista ormai da una decina d'anni e cantante da un po' meno, ma insomma. E anche autore. Già. Il pezzo è un inedito che si intitola Today. Di cosa narra questa canzone? Ma parla di un momento in cui bisogna cambiare, insomma, bisogna voltare pagina. Guardi, ne abbiamo voltato un sacco questa sera, sono certo, voltiamo anche l'ultima volentieri. Siamo pronti ad ascoltarti allora. Alex Martello. Today I wanna fly away. Today I wanna bleed away the pain. Today I wanna meet the sky again. Today I wanna bleed away. Somewhere now, blue weather. Somewhere now, know my own true name. Today I wanna lead a race. Today I wanna meet the sky. Provate a indovinare da dove arriva Alex Martello. Egidio, prova a indovinare da dove arriva. Allora aspettiamo un attimo che stacchino cavi cavetti. Grazie anche ad Alex per la sua canzone. E adesso tocca a Francesca Costella con una canzone bellissima di Noah. Tanto lei va a prendersi il microfono. I don't know. C'è già la voce? Sì. Mettiti al tuo posto, già lì. Eccoci qua. Vogliamo dire due cose? Sì. Siamo qui. Gli anni, per quelli che non sapessero, Francesca Costella ha partecipato l'anno scorso al Festival delle Voci Nuove qui di Vittorio Veneto ed è la ragazza che ha vinto nella categoria giovanissimi, quindi quest'anno cosa può avere? Se l'anno scorso ne aveva 17, quest'anno 18 anni, meravigliosi, la dolcezza di Francesca Costella e la sua bella voce in questo pezzo di Noah che si intitola I Don't Know. Grazie, buonasera a tutti.
scarlet spirit. I am strong, the neck can fight, but I don't know, I don't know, I don't know. Tower, brick and stone, to make my way on my own. But I don't know, I don't know, I don't know. I don't know why, I don't know how. And if I can fly, can I fly now? Are my wings the strong enough to bear the winds out there? Hey, I don't know. Flowers gonna spread. I am strong, the neck can fight, but I don't know, I don't know, I don't know. And tower, brick and stone, to make my way on my own. But I don't know, I don't know, I don't know. I don't know why, I don't know how. And if I can fly, can I fly now? Are my wings the strong enough to bear the winds out there? Hey, I don't know. Oh, tell me you'll never fade. I don't fall any free, 'cause I don't know, I don't know, I don't know. Show me rain and blue to go to fire in my blue, 'cause I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why, I don't know how. And if I can fly, can I fly now? Are my wings the strong enough to bear the winds out there? Hey, I don't know. And if I can fly, can I fly now? On my wings, strong enough to bear, strong enough to bear. I don't know why, I don't know why, I don't know why. I don't know why, I don't know why, I don't know why. Grazie. Francesca Costella, complimenti. Grazie. Siamo arrivati all'ultima finalista, lei è Alessandra De Francesc. Eccola qui. So che avete ancora degli applausi, su. Buonasera, ben ritrovata. Ci siamo visti ieri sera, ma a quanto pare è andata bene, no? Mi sembra di sì. Pronti allora a riproporre questa canzone di Leona Lewis? Che cosa ci racconta prima di ascoltare la sua voce? Mica per condizionare la giuria, sa, giusto per sapere qualcosa di più. Le solite domande che abbiamo fatto questa sera. Terra fiorente, bellunese anche lei? Sì, longaronese.
Esattamente. È pronta? Racconto che sono già soddisfatta di essere passata perché i ragazzi sono bravi, è una gran soddisfazione. Siete tutti bravi, diciamo pure la verità, quindi giusto il tempo di ascoltare ancora la sua performance. Ultima finalista per noi questa sera, Alessandra De Francesc. I'll sing it one last time for you. Then we really have to go. You've been the only thing that's right in all I've done. And I can barely look at you, but every single time I do, I know we'll make it anyway, away from here. As if you have a choice, even if you cannot hear my voice, I'll be right beside you, dear. Louder, louder, and we're on fire lines. I can hardly speak. I understand why you can't raise your voice to say. To think I might not see those eyes makes it so hard not to cry. And as we say our own goodbyes, I nearly do. Lighter, lighter, as if you have a choice, even if you cannot hear my voice.
Grazie ancora. Grazie ancora. Siamo arrivati alla conclusione, mi fai dire la frase storica? Sì, aspetta però, concentrati bene. Chissà se il nostro regista sarà felice della mia interpretazione questa sera. Vai. E signori della giuria, ritiratevi. Secondo me, guarda, questa sera sei stato meraviglioso. Fainello, com'è andata? Boh, Grazie. Vedi? Beh, sul bello avrei qualche perplessità. C'è Massimo che tende anche a vestirmi bene per rendere la mia presenza. Volevo dire che questa sera sei particolarmente vestito bene. È colpa di quel signore lì, seduto in prima fila. Adesso noi siamo avuto pronti. solo qualche difficoltà con la cravatta, eh? Noi siamo pronti per vedere una cosa bellissima e sentire una cosa straordinaria, nel senso che vedremo un corpo di ballo che abbiamo già avuto il piacere di gustare prima, la Dance City di Conegliano, ma soprattutto questa sera abbiamo la possibilità di avere una voce straordinaria che è stata protagonista del musical che adesso qui va in scena, ridotto naturalmente per ovvie ragioni. Siccome il titolo è in francese, tocca a te dirlo. Signore e signori, Notre-Dame de Paris. E prima la Dance City. Lasciate che sia mia la voce che dà il via e spinge l'allegria folle alla follia. La festa dei folli, la festa dei folli. E che il più brutto sia trovato e fatto papa in piazza per la sua fisionomia pazza. E quello che farà più orrore con la sua mostruosità sarà e le tue così sia. Il Papa è lui, il Papa è lui, e quello che sarà più orrendo e regnerà. Il Papa è lui. Nascosto se ne sta nel suo mostruoso buio. Il Papa è lui, il Papa è lui, e quello che ci fa più orrore regnerà. Il Papa è lui, e il campanaro ha la coppa su di sé, più brutto non ce n'è, lui Quasimodo, e guarda come guarda la gonna di Esmeralda, e coppa e zoppo e orbo e orrendo e regnerà. Il Papa è lui, il Papa è lui, e orrendo e regnerà, e orrendo e regnerà. Quasimodo, e orrendo e regnerà, e orrendo e regnerà. Il Papa è lui.
sognato insieme a lei, col suo corpo e con i piedi nudi. Lei è un volo che afferrerei e stringerei, ma sale sull'inferno a stringere me. Ho visto sotto la sua gonna da gitana, con quale cuore prego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, si è cancellato dalla faccia della terra. Volesse il diavolo la vita passerei, con le mie dita tra i capelli di Bella è il demonio che si è incarnato in lei per strapparmi gli occhi via da Dio. Lei che ha messo la passione e il desiderio in me, la carne sa che paradiso è lei. C'è in me il dolore di un amore che va male e non mi importa se divento un criminale. Lei che passa come la bellezza più profana, lei porta il peso di un'atroce croce umana. Oh Notre Dame, per una volta io vorrei per la sua porta come in chiesa entrare in lei. Bella e mi porta via con gli occhi e la magia, e non so se sia vergine o non lo sia. C'è sotto Venerella gonna sua, lo sa, mi fa scoprire il monte e non l'aldilà. Amore, adesso non vietarmi di tradire, di fare il passo a pochi passi dall'altare. Chi è l'uomo vivo che potrebbe rinunciare sotto il castigo poi di tramutarsi in sale? O Fiordaliso, vedi, non c'è fede in me, vedrò sul corpo di Esmeralda se ce n'è. Ho visto sotto la sua gonna da gitana, con quale cuore prego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, si è cancellato dalla faccia della terra. Volesse il diavolo la vita passerei, con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Tu sulla tua cavalcatura, smisurata creatura,
sei la più bella fioritura di un'eretta natura. Tu monti e sei la montatura e un vanto per la lussuria. Cos'hai nell'armatura? Un cuore con l'impugnatura. Il mio è ancora chiaro e puro e col mio cuore ti curo. Io farò mia la tua avventura. Ti amerò se tu mi giuri, ti amerò se tu mi giuri che impiccheranno la smeralda. I miei sogni appena nati, caro, tu li hai soffocati e adesso stammi a sentire. Io vengo e voglio venire a rotolarmi nel fango e allora stringimi. Le tue frasi sono ingiurie e il tuo amore è impuro, ma metto con le spalle al muro quel cuore in te più duro e strappa via la mia cintura. Tu vieni in bella ardura, fammi sentire la lussuria. Ti amerò se tu mi giuri, ti amerò se tu mi giuri che impiccheranno la smeralda. Ti amerò se tu mi giuri, ti amerò se tu mi giuri che impiccheranno la smeralda, che morirà la zingara. Grazie, grazie a tutti, buonasera. Signore e signori, Claudia Dottavi. Grazie. Beh, nel video i tuoi capelli erano biondi, ma ti Sì. abbiamo vista, Anche qualche anno fa, insomma. Beh, diciamo che quando ho introdotto sono un po' cambiata. il musical ho detto che erano 10 anni e guarda caso il 14 di marzo Sì, esatto. saranno esattamente 10 anni di Notre Dame de Paris. Esatto. Beh, gli diamo veramente un ragazzi. premio. Credo che ci sia il 14 marzo a Roma, al Gran Teatro, ci sarà appunto il decennale di Notre Dame e saremo tutti lì. Tu praticamente hai fatto... Quindi siete invitati anche voi. Hai fatto... Quante date hai fatto? Le hai segnate? Dunque, all'inizio avevo cominciato a segnarle, ero arrivata a 858 repliche. A un certo punto hai detto basta. Sembrava non ce la come faccio timbrare il cartellino alla posta a un certo punto. Anche perché deve Quindi- essere rifatto sempre nello stesso modo, non è, diciamo, non è da cantante libera, ecco. No, assolutamente no, non puoi muovere un braccio in maniera Fuori diversa la sera prima, insomma, quindi 858 sono quelle che ho contato, poi ce ne sono state altre. Con tanto di pomeridiane, serali, insomma è stato Sì, una cosa era incredibile. giovedì, sabato e domenica erano doppio spettacolo, triplo spettacolo, insomma, chi più ne ha più ne metta. Claudia Fiordaliso in, Sì. in questo Sì, sì, musical, un grande successo abbiamo detto, noi abbiamo fatto modestamente un piccolo tributo grazie alla scuola di danza che ringraziamo naturalmente. Dance City, la Dance City di assolutamente, Conegliano. invitiamo le ragazze che hanno ballato, sono state a rientrare, meravigliose, eccole a qua. rientrare sul palco. E i due breaker, fantastici, fantastici. Thomas e Master. Eccoli qua. Grandiosi. Io devo spezzare una lancia a favore di questi ragazzi perché so perfettamente che questo spettacolo non è molto semplice, soprattutto per il corpo di ballo, quindi so perfettamente la fatica, lo sforzo fisico che si può fare e oltre ai ballerini anche ai breaker che hanno un ruolo fantastico e hanno delle preparazioni impressionanti, vi allenate Atletiche. tutti i giorni, tutto il giorno, quindi immagino. Io chiamerei, non vorrei dimenticarmelo, approfitto, non è il finale questo, però No, vorrei no. chiamare anche Marica Derton che dirige la scuola da anni e anni. Grande. E la ringraziamo naturalmente per la presenza di queste serate. Claudia, io so che tu hai in Grazie serbo ragazzi, per noi grazie mille, bravissimi.
ha in serbo per noi un'altra canzone. Non è Sì. che si può lasciare così, insomma. Sì, dai, facciamo insomma un purpurì di quello che è di quelli che sono i pezzi femminili dell'opera. Quindi adesso c'era la cavalcatura e adesso ne facciamo un altro. Il pezzo portante è Vivere per amare. Un inno alla vita. Un inno alla vita. Ecco. Vivere per amare, Claudia La bella- Dottavi. Claudia Dottavi, Grazie, ma Arianna. soprattutto la tua bellissima voce. Grazie. È così bella la notte e mi sento così sola. Io non ho voglia di morire, voglio ancora cantare, ridere, ballare. Io non vorrei morire prima di aver amato. Vivere per amare, amare quasi da morire, morire dalla voglia di vivere. Vita che non sia vietata, che non sia proibita. Dov'è questa vita? Vita anche senza patria, anche senza Dio. T'amo, vita mia. Vivere per amare, amare quasi da morire, morire dalla voglia di vivere. I nostri mondi separati saranno un giorno uniti in noi. Ci voglio credere e vorrei dare la vita e la darei, la vita mia, per cambiare la storia. Grazie mille. Claudia Dottavi. Grazie. Morire dalla voglia di vivere. Morire dalla voglia di vivere. Questa frase è straordinaria. Liriche di Pasquale Panella. Senti,
Io adesso non so se posso Dov'è? chiederti una cosa. Dov'è andata? Dovete sapere che oggi Dov'è pomeriggio la mia presentatrice? Dov'è? è svenuta, perché sentire la tua voce è svenuta. Senti, io so che oggi pomeriggio voi avete provato una cosa. Sì, Non so se posso chiedertela. ok, come no, volentieri. Si può fare? Noi eravamo, posso raccontarti com'è Certo, andata in certo. realtà? Ecco, noi eravamo con i ragazzi che sono bravissimi, sono straordinari. Facciamo un altro grande applauso a questi ragazzi, se lo meritano, sono giovanissimi, pieni di talento e soprattutto umanamente incredibili. Oggi eravamo nel foyer del teatro e così c'erano ragazzi con la chitarra, e ragazzi che suonavano, altri cantavano. E a un certo punto ho sentito che una chitarra c'era una chitarra che introduceva una canzone a me conosciuta, molto conosciuta. È stato un mio cavallo di battaglia per tanto tempo. E quindi ci siamo messi a cantare, abbiamo fatto una jam session così spontanea e ci siamo detti perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Perché sì, invece. Perché sì, Possiamo chiamare il terno secco, gentilmente? I ragazzi, terno secco. Ah, un applauso grande! Tanto la gara l'hanno già fatta, Però, quindi ecco, no, sono questo tranquilli. vorrei precisare questo. Se la gara è stata... Non condizionano la giuria, non quindi? condiziona No, niente. assolutamente Ok, no. ok. È stato un puro caso. Oggi lui suonava questa canzone, io l'ho cantata, abbiamo detto perché no? Senza noi- creare problemi E noi danni. ci lasciamo perdere queste occasioni, secondo te? No. No. È un Più pezzo che di altro- Aretha Franklin. Sì, un pezzo di Aretha Franklin, A Natural Woman, scritto da Carole King, una grandissima cantautrice statunitense nel 1967, un pezzo femminile, molto femminile, e questa sera lo facciamo con... Sarà piacevole sentire in acustico, anche in versione la versione acustica. acustica. Allora, Esatto. con la partecipazione straordinaria del Terno Secco, che salutiamo e ringraziamo per l'occasione, la voce straordinaria di Claudia Dottavi. Yeah. Andiamo con un po' di soul. Cambiamo completamente genere, andiamo con un po' di soul. Ragazzi, ci sono? Ok. Chi la conosce può cantarla insieme a noi. Looking out the monorail, I used to feel so uninspired when I knew that I had to face another day. Oh Lord, make me feel so tired. Before they met you, life was so bright, but you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, 'cause you make me feel, 'cause you make me feel like I need you a woman. When my soul was in the lost and found, came along to claim it. And I don't know just what was wrong with me. Tiny kiss out in it. Now I want to die for what I'm looking for. 'Cause it will make me happy.
Gianmarco, Matteo, Alberto, Gianmarco e Claudia Dottavi. Grazie ragazzi, grandioso. La musica serve anche a questo, ricordatevelo, serve a unire il più possibile gli artisti e creare qualcosa di importante, oltre alle competizioni chiaramente che devono esserci. In bocca al lupo, complimenti. Grazie. Claudia? Rimanete qua voi? Che dici? Scappate? No, visto che d'arrivo. hai appena scaldato la voce. Sì. Hai appena scaldato la voce. Che dici, Arianna, chiamiamo tutti i nostri protagonisti? Sì. Potete mandarci tutti i nostri finalisti, per favore, qui in palco? 1, 2, 3, forza, che c'è una cosa che vogliamo fare tutti assieme appassionatamente. È bello perché io chiamo e nessuno esce, però non è un problema. Un applauso a Claudio, è stato bravissimo. Io ho avuto modo di seguire tutto il festival per tutti questi giorni, quindi ti ho visto e Grazie davvero. Sei veramente bravo. Grazie perché mi hanno detto che ti sei appassionata proprio a questo festival. Come no, l'ho seguito tutto da quella postazione là. Avessi saputo mi sarei spostato dall'altra parte. Ci sono arrivata dopo, ma ci sono arrivata. Non lo so. Guarda chi c'è. Un po' verso le 6 e 7 del mattino arrivano tutti. Non abbiate fretta, adesso passiamo con cappuccino brioche in dotazione con il prezzo che avete pagato per entrare. Quelli che invece sono non paganti non avranno né cappuccio né brioche. Che succede, Arianna, adesso? Abbiamo una canzone, abbiamo pensato una canzone l'anno scorso, era stata We Are the World. Scusa un attimo. Ragazzi? Silenzio! Stanno ripassando la canzone. E appunto quest'anno vogliamo proporre un'altra bellissima canzone di Simon & Garfunkel che si intitola Bridge over Troubled Water. E proprio a questo motivo, è per questo motivo che avrei piacere che tu facessi una cosa seria, se loro stanno zitti ovviamente, cioè un po' come ha fatto Edoardo Fainello ieri sera. Io vorrei che tu facessi l'attore in questo momento e che introducessi la canzone di tutti noi. Ma Edoardo, non la puoi fare tu questa cosa? No, mi era parso un no dalla sala. Ha insistito lui, no. Quindi le luci giuste, eccetera, eccetera. Anche Claudia è della stessa opinione, vero? Claudia, rimani con noi per questa canzone, vero? Certo che rimango con voi e ti sentirò cantare, tra l'altro. Posso avere un pianoforte anch'io in sottofondo? Vieni allora. No, uno chiede. Quando arriva il buio della sera, quando sei a terra e ti senti piccolo, quando gli occhi si riempiono di lacrime, io sarò lì ad asciugarle tutte. Sarò lì nei giorni più duri, quando non ci saranno amici. Io sarò lì come un ponte che attraversa le acque agitate della vita. Per tutti noi quel ponte è la musica. Feeling smooth
Era inevitabile, secondo me, Claudio, questa cosa. Che bella. È l'inno. Venite accanto a me. Allora, è arrivata la classifica e come è successo l'anno scorso, che in corsa il maestro Fanton ha indetto il premio della critica, quest'anno il maestro Fanton ha indetto un premio speciale. Addirittura, Maestro, può venire, ogni anno per ne favore? inventa una. Lo salutiamo e lo accogliamo con un applauso. Presidente dell'Associazione Musicale Lorenzo da Ponte. L'esigenza è quasi naturale, maestro, no? È incredibile, perché ogni anno sale sempre di più il livello di questo concorso musicale e me l'hanno strappato anche quest'anno, sì, sono veramente bravi. Complimenti a tutti ragazzi, veramente. Grazie per le tante emozioni che ci avete dato. Perché vi siete portati tutti verso il fondo del palco? Non ho capito, venite un po' più vicini, su. Fateci un po' di calore, vero? Allora, questo premio speciale per l'originalità della formazione, dell'organico e dell'arrangiamento strumentale. Il maestro Elvis Fanton premia i Dulcimer. Maestro, mi scusi,
Per non perdere le buone abitudini, l'anno scorso lei ha indetto il premio, ma materialmente non c'era e glielo abbiamo dato. Succede la stessa cosa anche quest'anno? Mantengo la tradizione. Sì. E noi le rispettiamo le tradizioni. Complimenti ai Dulcimer. Il premio arriverà. Verrà stampato e spedito. Bene. Accanto a me adesso vorrei... Prima l'ho chiamato Michele, in realtà è Maurizio Potocnik, in arte Riz. Forza! In your eyes. Ci fai una piccola strofetta? Buonasera a tutti. No, non questa strofetta, una strofetta della canzone. Strofetta In Your Eyes. È finita. Ve la ricordate? Mi piace quello che ha detto no. Vabbè. Magari il prossimo anno la canto. Veramente noi avremmo voluto che tu la cantassi anche quest'anno, però vabbè, pazienza, sarà per l'anno prossimo quando andremo a Belluno. Dov'è? È sparito? Dove? No. Allora, premio per la migliore canzone inedita ai Terno Secco. Eccoci qua. Io però non vi bacio, eh. Io non vi bacio, complimenti. Complimenti anche perché, scusate, direi un bel colpo perché 3 giorni prima avete fatto la canzone e avete preso pure un premio questa sera. Complimenti. Allora avremmo bisogno sul palco anche del Era professore. una bella canzone. E devo Scusami. dire che questa sera abbiamo, rispetto all'anno scorso, abbiamo fatto veramente più fatica a tirare fuori i premi perché c'era molta gente valida, c'è stata anche molta emozione forte in alcuni cantanti e quindi è stato molto bello. Bravi tutti ovviamente, tutti molto bravi, una bella serata, complimenti all'organizzazione, dov'è? È di là, eccolo là. Va bene ragazzi, complimenti ancora. Per il premio della critica adesso dobbiamo chiamare un ospite. Allora chiamiamo un signore della giuria che è un professor Gianfranco Volpato, prego. Eccolo qui. È già qua. Buonasera. È Ci già portiamo qua. al centro del palco. Lei è arrivato l'ultima sera, ma credo che abbia avuto modo di sentire indubbiamente ciò che di meglio c'era. Però insomma, come diceva Maurizio, è stata dura stasera, eh? Ma sinceramente, dal mio punto di vista, chiaramente perché erano parecchi giurati, ho sentito parecchie voci di valore, e anche inediti e anche gruppi. È stato non tanto facile, ed è vero. Comunque mi sembra che quello che è uscito stasera sia pienamente meritato. Grazie a tutti voi comunque. Allora, premio della critica, consegna la targa il maestro Gianfranco Volpato a Francesca Costella. Vincitrice l'anno scorso della categoria giovani, quest'anno... È già scappata via, è già scappata via. Resta qua, su, forza. Francesca, rimani qua. Grazie maestro, grazie per la sua presenza questa sera. E adesso passiamo alle 2 categorie. Perché state così tanto in là? Avvicinatevi, forza. Categoria giovani, per premiare dobbiamo chiamare... Dobbiamo chiamare un cantautore? Se c'è in sala, perché sai che... ieri sera- Ogni tanto fa dei giretti, non Adesso riesco a capire scopriamo dove se va. c'è o non c'è. Stefano? Stefano dall'Armellina, eccolo qua. Siamo un po' sciocchi, eh? Vai per l'intervista. E che dobbiamo dire? Io e lui abbiamo già detto tutto. È meglio non dire niente, guarda. No, invece diciamo una cosa, ho detto che sei in procinto di chiudere questo lavoro, il nuovo album, questo lo dobbiamo dire e parliamo, so che non ci credete, ma stiamo parlando seriamente.
prima dell'estate, credo riuscirò a stampare, poi insomma in relazione al fatto che si riesca o non si riesca a fare promozione, perché oggi tu sai che è difficile, vedremo se uscire d'estate o fare una teatrale, insomma in autunno. Comunque siamo sicuramente entro l'anno, è stato un parto difficile, 6 anni, quindi insomma. Non poniamo limiti alla provvidenza. Sei pronto per la consegna? Tu sei particolarmente legato a questo concorso perché sei stato tra i primi? Sono proprio, guarda, ogni volta, come dire, mi sbrodolo di... com'è che si dice? No, dillo con parole tue. Casco. Benissimo, riprenditi e chiudi la frase. Parlavamo del concorso. Mi scusi, parlavamo del concorso. Io sono sempre attratto, come dire... Ecco. Immagino. Dica, del concorso... No, veramente, insomma... Ho detto che sei particolarmente legato al concorso. La domanda l'ho capita. È la risposta che tarda ad arrivare, ma è un dettaglio. 2 anni meravigliosi, proprio ho iniziato proprio da qui, che non era questo teatro, un altro, ma insomma questo concorso. Quindi sono proprio veramente legato a tutti, sono fantastici, Miranda, tutti quanti. È veramente, veramente bello questo concorso, bello. Bravo, bravo Stefano. Adesso cominciamo a vedere anche il trofeo che è stato realizzato appositamente. C'è anche la busta, La busta giovani? C'è la busta giovani in Oro Gioielli, che da sempre collabora con Orve Pubblicità e con Promo Eventi. Questo che vedete tra le mani è il premio che andrà alla vincitrice o al vincitore della categoria giovani. Trionfa per la categoria giovani Jessica Della Colletta. In Oro Gioielli ha realizzato il trofeo per la categoria giovani. Guarda cosa c'è, il maestro in persona che ti porta l'omaggio floreale. E per la premiazione della categoria meno giovani, edizione 2012 del concorso, vorrei chiamare accanto a noi il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Darè. Sindaco, benvenuto. La prego di spostarsi di qua, anche perché sono convinto che questa sia la giusta posizione. Questo è uno dei gioielli di Vittorio Veneto, indubbiamente, che rappresenta la città, e questo è un concorso che credo, lei mi confermerà dalle sue parole, merita di proseguire in questo cammino che è stato sospeso, ahimè, e che è stato ripreso ma con la marcia giusta. Sì, intanto buonasera a tutti, complimenti all'organizzazione per questo festival, perché effettivamente siamo alla conclusione, è anche giusto dare dei numeri. 1000 presenze in questo teatro, 50 artisti, e quindi credo che questi siano veramente i numeri che danno un valore a questo festival e naturalmente la continuità anche per il prossimo anno, quindi complimenti soprattutto a chi ha organizzato questo, che dà sicuramente lustro alla città di Vittorio Veneto, porta... Dicono sempre Vittorio Veneto è una città morta, no, Vittorio Veneto è una città molto viva, soprattutto da quando questo teatro è stato riaperto al pubblico. L'anno scorso 35.000 presenze stanno a significare la volontà dell'amministrazione di continuare, perché effettivamente dobbiamo divertirci. I tempi sono sicuramente difficili, ma perché non dobbiamo divertirci anche con poco, soprattutto con delle persone splendide che ci hanno allietato questa serata in maniera straordinaria. E quindi complimenti ancora, noi saremo a disposizione per quello che possiamo fare naturalmente, ma la volontà c'è e quando c'è la volontà riusciremo a raggiungere grandi traguardi. Indubbiamente. Sindaco, stasera lei era anche giurato però, Com'è andata? È stata un'esperienza nuova e chiaramente molto in difficoltà, anche perché ho visto veramente tanti ragazzi veramente bravi, e quindi
Io li avrei premiati tutti, sinceramente. Immagino. Allora, prima di chiudere, prima di leggere il nome del vincitore o della vincitrice, che ascolteremo subito dopo naturalmente, io non so se la colgo impreparata, però la chiamiamo intanto, a tradimento così. Sì, a tradimento, su, sì. vai. Perché lei ama le emozioni forti e quindi Miranda Arnosti sul palco! Appagata? No, non sono appagata perché oltre a me c'è anche un'altra persona che devi chiamare e tu lo sai. Sì, lo so, ma tu sei appagata da questo festival? Allora, premetto che sono senza voce proprio perché sono appagata, perché sono 4 giorni che stiamo lavorando come dannati per regalare uno spettacolo bello, spero sia stato, ma da quello che ho sentito dalle critiche è piaciuto molto. Ogni anno daremo sempre qualcosa in più, questo sta a significare che torneremo anche a gennaio del prossimo anno con altre sorprese. Già ci stiamo lavorando, nonostante non sia ancora finito questo, anzi abbiamo appena finito questo, ma già siamo orientati per il prossimo, del prossimo anno. Grazie soprattutto ai ragazzi, perché se c'è la qualità, ovviamente il festival può andare oltre a quello che noi pensavamo all'inizio, quindi noi cercheremo di dare il nostro meglio. Vi assicuro che abbiamo lavorato tanto e io voglio ringraziare soprattutto gli sponsor che hanno creduto in noi l'anno scorso, quando ancora non sapevano com'era il prodotto, e quest'anno che ci hanno dato la conferma, e speriamo di avere per il prossimo anno ulteriori sponsor che ci diano una mano per aumentare, per far crescere questo festival. Io personalmente ci credo tanto, ma volevo anche ringraziare soprattutto, perché io non potrei fare nulla se non ci fosse dietro di me, alle spalle mie, un'azienda che è grossa, grande, ma soprattutto è fatta di persone di cuore. E io volevo ringraziare il signor Barel della Orve Pubblicità Prom Eventi, e volevo che venisse qui anche lui, perché se c'è il festival, sì, io ci lavoro, è vero, però se c'è il festival è merito di questo signore che ha creduto e che soprattutto ha dato anche le risorse per farlo. Quindi non mi voglio allungare oltre, però è grazie anche al signor Barel e alla Orve Pubblicità Prom Eventi. Io ho dato il mio contributo come tutti quanti. Volevo anche ringraziare Claudia Dottavi. Grazie a te, No. sei fantastica. Non se ne va più, ho detto. No, rimane qua. Non torna Posso più a Roma. rimanere? Rimane sono qua. felice. La preparazione del prossimo anno. Certo, Ok, la faremo perfetto. insieme. Sono qui. Perché lo spettacolo che ci ha fatto vedere questa sera è stato meraviglioso, irripetibile, e se non fosse stata lei a dare questo tocco di eleganza, di importanza, sarebbe andato bene lo stesso, però non proprio così. Poi Troppo gentile, io volevo chiamare Edoardo Fainello, che anche Edoardo lo voglio qui con me, perché lui è stato il mio braccio destro e merita un applauso veramente forte, perché comunque per fare il festival ci vuole tanta voglia di fare, passione. Io ce l'ho tanta, l'ho sempre avuta. Lui ha visto il mio entusiasmo e si è entusiasmato anche lui ed è entrato a far parte della nostra famiglia. Adesso non vuole più uscirci, pertanto io vorrei passare la parola a lui. No. Sì, allora io volevo soltanto dirvi che tutte le immagini che avete visto, la regia e quant'altro, è merito suo, quindi stiamo crescendo piano piano perché abbiamo anche delle persone valide che ci stanno dietro. Speriamo che l'amministrazione comunale abbia visto adesso cosa facciamo.
insomma, diamo la parola anche al signor Barello. Egidio, abbiamo già detto tutto, però credo che una battuta conclusiva da parte tua sia non doverosa, ma voluta soprattutto. Io volevo ringraziare tanto i ragazzi perché effettivamente c'è una qualità splendida. Devo dire che anche quest'anno abbiamo visto veramente dei bei personaggi. Scusate, sono un po' emozionato perché io non sono tanto abituato a parlare. Per questo ci sono i presentatori e le presentatrici, ma questo è un dettaglio, Egidio, prego. Chiaramente Miranda ha già detto tante cose, è vero che c'è Egidio Barel, però io ho alle spalle Eugenia Del Coll, che è la titolare dell'azienda, è la famiglia che ci sopporta in tutto quello che facciamo, perché chiaramente ci vuole tempo, ci vuole dedizione a queste cose. Io ringrazio tutti, diamo sicuramente appuntamento al prossimo anno, abbiamo già, ancora prima di finire, delle idee nuove per il prossimo anno, credo che faremo qualcosa di importante. Grazie a tutti. Allora, diamo lettura della classifica conclusiva della 9ª edizione del Festival Voci Nuove a Vittorio Veneto. Premia il sindaco Antonio Darè. Vincitrice è Alessandra De Francesca. Bravetta, Ottavi, bravetta. Oltre ai fiori naturalmente e alla realizzazione di Innocente Ciciliotti c'è anche una busta e dentro c'è quella che si chiama borsa di studio, che permetterà loro di investire naturalmente come meglio riterranno questo contributo importante di promoventi e di Orve Pubblicità. So che Egidio ha un desiderio che in questo momento è condiviso da tutti e per questo motivo ti invidiamo. Dove vai con quei fiori? In fondo. Claudia, questi fiori sono per te. Prima di chiudere, una battuta conclusiva, Miranda? Dopo non parlo più, giuro. Ho dimenticato di fare un ringraziamento particolare ai due presentatori che sono stati bravissimi, Claudio De Stefani e Arianna. Un applauso, veramente, bravi. Grazie davvero. E i fonici, soprattutto, che hanno lavorato? Andrea e Marco! Così. Marco, esci! Marco, esci! Perché adesso, Sindaco, noi vogliamo risentire la canzone che ha vinto naturalmente. Lei resti con noi per fare una cornice naturale e straordinaria alla nostra interprete. Hai visto che è ripartito subito per riposizionare la base e i contributi filmati il nostro Edoardo. Noi ci mettiamo qui, imparate, e ascoltiamo la canzone vincitrice dell'edizione 2012 del Festival Voci Nuove a Vittorio Veneto, ringraziandovi e ci scusiamo anche un po' se abbiamo giocato troppo in queste serate. Noi ci siamo divertiti, ci auguriamo che sia stata la stessa cosa anche per voi e adesso vi chiediamo un applauso per dirvi grazie, arrivederci all'anno prossimo. Every